Buongiorno a tutti, bentrovati. Notte di Sardegna, un'isola oltre il mare, una giornata ricca di eventi, di incontri, tanti ospiti ci raggiungeranno nel corso della giornata e in questa prima parte vogliamo però riflettere ad alta voce su alcuni argomenti che riguardano l'archeologia, la bellezza che Paoli Lattino esprime nel suo territorio, che la storia ha restituito, informazioni utili anche per venire a conoscere o per ritornare con l'intenzione di saperne un po' di più, magari con qualche curiosità accesa. E poi sarà la volta di un incontro spettacolo con le Launedas, questo strumento millenario che è lo scenario, il paesaggio sonoro della nostra storia, di una terra che ha raccontato tanto attraverso questi strumenti. L'Associazione Culturale Concordia a Launedas ci intratterrà davvero con i suoni millenari della tradizione, ma anche aiutandoci a capire qualcosa di più di questo strumento che abbiamo solo noi e che ovviamente è parte del nostro patrimonio artistico e culturale. Ma io vado al tavolo dei lavori in maniera informale, confidenziale, perché quando si parla di Paoli Lattino non si può non fare riferimento al Parco Archeologico Naturalistico di Santa Cristina. Davvero qualcosa, uno scrigno che quando tu lo apri produce luce e bellezza e soprattutto apre tutta una serie di visioni di un passato che voi avete l'opportunità, direi, di far conoscere, scoprire, accompagnando il visitatore, chi arriva fino a questo meraviglioso mondo che si apre da tanto tempo, in quanto siete la società cooperativa Archeotour che dal 1987 ha il piacere, di accogliere e di accompagnare in questa scoperta meravigliosa. Io saluto Giuseppe Licheri che ci guiderà dentro questo viaggio anche con l'ausilio di alcune immagini e sicuramente col piacere di farci sapere qualcosa di più. Ben trovato Giuseppe. Sì, grazie Giuliano, buongiorno a tutti. Oggi ho l'onore di rappresentare la cooperativa Archeotour che, come anticipava Giuliano, gestisce e valorizza il Parco Archeologico Naturalistico di Santa Cristina, lo fa da quasi 35 anni, lo fa con grande successo di numeri. Questo è un anno che per noi rappresenta una sorta di record, no? Oggi contiamo quasi 60.000 ingressi nel 2022, dunque abbiamo superato quel risultato altrettanto straordinario che ha caratterizzato l'anno dei record per tutti i siti, che è stato il 2019. Allora oggi qui ricevo la delega, lo faccio con grande piacere, con entusiasmo, del nostro presidente, di Massimo Muscas, che purtroppo non è potuto essere qui con noi per un problema di salute. Lo saluto, ne approfitto per salutarlo ringraziandolo e facendogli anche certamente gli auguri di pronta guarigione. Ecco, l'Archeotour si occupa della gestione di un parco archeologico che molti di voi già certamente conoscono, tanti lo avranno già visitato. E questo parco archeologico sarebbe voluto essere il palcoscenico di questo evento di Notte di Sardegna, un'isola oltre il mare. Ecco, il titolo di questo evento, che è promosso da Luna Lugente, che ringrazio chiaramente, ringrazio ovviamente anche Giuliano e Roberto che ci coinvolgono. Sì, ne approfittiamo anche per salutare tutti quelli che ci stanno vedendo attraverso Sardegna Live, a telecamere accese, e quindi sappiatelo, l'abbiamo accennato, per tutta la giornata ci sarà spettacolo, ci saranno tanti eventi, ma volevamo iniziare proprio con te e scoprendo qualcosa su Paoli Lattino e il suo territorio. Sì, un territorio, quello di Paoli Lattino, che come molti sanno parla la lingua nuragica, conta un numero altissimo di testimonianze archeologiche, con particolare riferimento proprio alla civiltà nuragica. Pensate, in questo territorio, che è vasto circa 103 km², si contano 90 nuraghi. Ne abbiamo uno qui accanto a questo locale, tra le case, nel cortile della scuola materna, e ne abbiamo distribuiti in maniera abbastanza capillare un po' ovunque nel nostro territorio. E il Parco Archeologico di Santa Cristina ne custodisce uno, che vediamo adesso in un'immagine, che è un nuraghe semplice, che fa parte del nostro percorso di visita e che diciamo,
è un ottimo esempio anche perché nella sua parte inferiore risulta perfettamente conservato. Ecco, si conserva integra la Tolos con quest'unico ingresso che concede appunto l'accesso alle parti interne. Ecco, il Parco Archeologico di Santa Cristina è un viaggio attraverso i millenni, un viaggio nella storia che fa avanti e indietro, ritorna al 1600 a.C. circa con il nuraghe e poi si riavvicina a noi con questa chiesa e con questo abitato medievale ad utilizzo temporaneo che è stato pensato e voluto qui dai monaci, dai camaldolesi del monastero di Bonarcado e che ancora oggi ospita dei pellegrini, i quali 2 volte l'anno, a maggio e ad ottobre, partecipano alla novena. Ecco, il novenario lo vediamo forse meglio da un'immagine aerea, eccolo qui. Ecco, intanto stiamo inquadrando anche queste immagini alle nostre spalle, man mano che appunto stiamo commentando, proprio per avere anche questa visione sulle tue parole che stanno a sottolineare questi contenuti. Esatto, e quindi il parco ha questo biglietto da visita che è appunto il villaggio medievale dove la chiesa che è intitolata a Cristina accoglie ancora i pellegrini, i quali chiaramente all'interno di quest'area che qui è ben descritta dalla veduta aerea si concedono anche alla festa, ecco la festa che noi avremmo voluto svolgere proprio all'interno di quest'area. E ritornando ancora nuovamente indietro nei secoli, anzi nei millenni addirittura, con questa veduta aerea vediamo l'area del Pozzo Sacro che è l'emblema del nostro parco, è l'elemento più rappresentativo, conosciuto un po' in tutto il mondo e questo Pozzo Sacro come vediamo dalla veduta è circondato, tutta l'area è circoscritta entro una serie di strutture abitative, anche queste ad utilizzo temporaneo, che hanno certamente ospitato i mercanti, i migliori artisti e artigiani del bronzo, appunto in epoca nuragica e delle ceramiche, e questa grande piazza accanto al Pozzo Sacro e tra le strutture che si apre e che offre la possibilità anche questa di una festa, ecco, quello di cui racconteremo oggi con le rappresentazioni dei nostri virtuosi, no? E allora i nuragici che frequentavano da pellegrini questi luoghi, che partecipavano ad un rito certamente molto intimo, il quale si svolgeva all'interno delle mura del Pozzo Sacro, in questa parte ipogeica, sotterranea, alla quale si accede grazie ad una scala trapezoidale e che poi, una volta terminato il rito, verosimilmente, così ci piace immaginare, si concedevano magari un ballo e un canto. E allora quel ballo probabilmente veniva animato dai suoni delle launeddas che i nuragici ci hanno testimoniato con la raffigurazione appunto in un bronzo che è quello itifallico di Ittiri, appunto il suonatore di launeddas, e verosimilmente anche con il canto a tenore, no? Che doveva animare con quei suoni gutturali ancestrali che richiamano ecco, al passato, doveva accompagnare il ballo e la festa. Questo è davvero un gioiello prezioso che è emerso a un certo punto della nostra storia e in tempi neanche troppo lontani, è corretto? Certamente sì. Ora qui abbiamo alcune altre immagini, no, che ci conducono ad un altro aspetto che è cruciale per la comprensione del livello culturale e intellettuale raggiunto dalle genti nuragiche e che ci costringe quasi a raccontare di una tematica complessa, forse poco conosciuta e poco approfondita. E questa tematica riguarda l'astronomia e la conoscenza che del cielo avevano i popoli antichi e chiaramente anche i nuragici. Ora io vi mostrerò un breve spezzone di video, no? Questa foto anticipa il video che stiamo per vedere. Potete qui vedere i raggi solari che attraversano questo trapezio di cielo. Questa è una foto scattata dal basso del pozzo, rivolgendosi verso l'uscita, quindi verso questa scalinata. Quello che si vede dall'interno. Quello che si vede dall'interno. E qui si nota ovviamente la perfezione costruttiva, la precisione nella levigatura dei blocchi, questo basalto così finemente lavorato e posato con una precisione che lascia in effetti interdetti a volte, no? E allora questi raggi solari che in alcuni precisi momenti dell'anno attraversano questa scala, visitano questo edificio, giungono fino sull'acqua e proiettano sul catino circolare che è ospitato e che è occupato dall'acqua di falda, proiettano un trapezio. Ora vedremo nel video ciò che probabilmente
facevano i pellegrini nuragici, cioè arrivare qui dalle zone magari più lontane dell'isola di Sardegna, dopo viaggi lunghi, viaggi a piedi, lunghi appunto giorni e settimane. E allora una volta giunti qui attraversavano questo ingresso di Temenos, posavano i piedi su un ingresso che è lastricato, così come potete apprezzare dal video, e subito questi pellegrini scorgevano la propria ombra proiettarsi, appena varcata la soglia, immediatamente sull'acqua sacra, no? L'acqua, all'interno di questo catino, ecco, si svolgevano i riti, no? I bagni, le abluzioni, in questo elemento che è mezzo, ma forse anche meta ultima, elemento essa stessa dell'adorazione dell'uomo, cioè l'acqua sorgiva, l'acqua che sgorga misteriosamente dal sottosuolo, no? Allora qui il momento è importantissimo, perché il pellegrino sta per entrare in acqua, si sta per abbandonare a questo bagno sacro. Poco prima di farlo, però, alza certamente la testa di fronte a sé e sulla parete della Tolos osserva quest'immagine. Di lui capovolto? L'immagine del capovolto, che apre certamente uno scenario interpretativo molto ampio. I capovolti noi li conosciamo già dal Neolitico, li abbiamo ritrovati raffigurati nelle Domus de Gianas, ad Oniferi, a Calagonone, e li abbiamo visti raffigurati, scolpiti sulle statue stele di Laconi, quelle che sono custodite proprio al Museo dei Menhir di Laconi. Ecco, il capovolto che forse rappresenta un po' il ritorno alla terra dell'uomo e magari quella vita oltre la morte, in un mondo che ovviamente concede la prosecuzione, ma che è sottosopra, è girato al rovescio, no? E una volta compiuto il bagno, dopo aver osservato la propria figura che torna alla terra, ecco, è la volta di ritornare verso la luce. Vedete il sole allineato perfettamente al centro del trapezio, che chiama quasi alla vita nuova, no? Potremmo azzardare una definizione che è quella della rinascita, no? E quindi una volta compiuta la scala a ritroso ci si ricongiunge con il mondo terreno degli uomini, ed era questo il momento per i pellegrini nuragici di ritornare pienamente alla vita e magari di concedersi a quella festa che oggi richiamiamo con questa manifestazione. Ecco. Estremamente affascinante il tuo racconto, e ti ringrazio anche per la capacità immediata, semplice e nello stesso tempo ricca di contenuti che hai nel trasferirci queste immagini, che era un po' la nostra intenzione, no? Quasi un invito ad arrivare per chi non ha ancora avuto modo, ma a ritornare magari con una curiosità diversa, perché credo che sia un libro aperto, quello che tu hai iniziato a sfogliare, che lo si può comprendere nella sua pienezza proprio attraverso di voi che avete il piacere di condurci dentro il viaggio, no? Quando arriviamo, e lo fate con grande professionalità, con grande gentilezza, e si va via più ricchi e estremamente affascinati, perché qua non si tratta solo di un percorso di conoscenza, ma anche di grande fascinazione, anche per quello che tu dicevi poc'anzi, per le 1000 interpretazioni che si cerca di dare, per quegli affondi anche nella simbologia che da qui emerge, da un monumento meraviglioso dell'archeologia, credo unico, così in questi termini e anche così ben recuperato, rimesso insieme nella sua, come possiamo dire, nel suo ritorno alla luce. E poi che cosa possiamo dire ancora per completare questo racconto? Beh, torniamo all'immagine che è la veduta aerea, io credo sia molto comunicativa. Vedete, da tempo immemore l'uomo si vuole incontrare. Ecco, i pozzi sacri, i santuari nuragici e non solo, sono stati un po' dei centri di attrazione, no? Che hanno coinvolto gli individui provenienti da tutta la Sardegna, forse qualcuno anche al di là del mare arrivava in questi luoghi. E allora quello che noi oggi facciamo con l'evento Note di Sardegna non è niente di simile o di lontano da quello che già facevano i popoli antichi, cioè incontrarsi, aggregarsi, condividere. Ecco, la civiltà nuragica ha dato grande esempio
in questo senso, perché è tornata con le sue strutture alla linea curva, alla circolarità, nelle capanne delle riunioni che qui vediamo anche a margine del pozzo. Vedete, si conserva qui in basso sulla destra una bellissima capanna delle riunioni con un bel sedile circolare che offre la seduta magari ai capi, magari ai sacerdoti o alle guide spirituali dei villaggi, dove ci si incontrava tutti in cerchio, tutti ad uno stesso livello, in condizione probabilmente paritaria, no? E tutti con lo stesso diritto di parola si confrontavano sulle questioni e magari prendevano anche decisioni. E questa dominanza, ecco, della linea circolare caratterizza un po' tutte le strutture dell'epoca nuragica. Quindi maestri in questo, i nuragici vogliono condividere, il cerchio non ha vertici e forse anche su Balludundu ha radici in questi luoghi, e questi balli, certamente, queste feste si svolgevano in queste occasioni di incontro che hanno un significato profondo e molto radicato anche nei sardi di oggi, no? Grazie davvero Giuseppe, sei stato estremamente esaustivo nell'incuriosirci. Lo diciamo, questo è un invito e quindi la società cooperativa Archeotour che accompagna, accoglie in questo viaggio con il comune di Paulilatino che da sempre ovviamente sostiene e va fiero di questo tesoro che ha nel suo territorio, ci dà e ci offre la possibilità di venire qua e, come dicevamo, andare via più ricchi di contenuti e di esperienza, perché credo che un viaggio in questo parco archeologico naturalistico sia soprattutto un'esperienza da fare, da vivere, da portarsi dentro. Io ti ringrazio moltissimo. Noi adesso interrompiamo la nostra diretta per 60 secondi, poi riaccendiamo le telecamere e ci sarà un suono meraviglioso che inonderà ovviamente le vostre case, i luoghi in cui in questo momento ci siete. Da Paulilatino ci ritroveremo fra 60 secondi esatti. Grazie ancora.
inizio. Facciamo dare il levare a Roberto, entriamo tutti insieme con la fiato, via. Pronti? Anche adesso? Eccoci qua, bentornati in diretta da Paoli Lattino per questo evento che attraverserà tutta la giornata con diversi spazi dedicati ai protagonisti della nostra terra, alle nostre culture, alle feste di piazza qua idealmente raccolte, a un viaggio meraviglioso che ovviamente vogliamo portare nelle vostre case o ovunque voi siate, anche attraverso la diretta di Sardegna Live. Notte di Sardegna, un'isola oltre il mare, un'isola ovviamente che poggia anche su suoni preziosi che ci hanno accolto in questo inizio, e poi andremo anche a parlare con i protagonisti. Nel 1987 un gruppo nutrito di suonatori diventa una volontà che si traduce in associazione per rinvigorire il piacere di un ascolto, quello legato alle Launeddas, e per progettare intorno a questo strumento un percorso di valorizzazione che negli anni ha prodotto davvero tanta cultura e ovviamente tutto quel che poteva nascere intorno allo strumento millenario della nostra terra. E nasce così l'associazione Concordia a Launeddas. Vi lascio ancora l'ascolto e poi avrò il piacere anche di dialogare con voi. Concordia a Launeddas.
Associazione Culturale Concordia Launeddas, ospite a Paoli Latino. Io vi chiamerei uno alla volta perché vorremmo creare un pochino, più che un convegno, questa parola a volte mette un po' paura, no? Un incontro sul tema delle Launeddas accompagnato poi dalle vostre esibizioni e quindi ben arricchito tra alcune riflessioni e ovviamente la possibilità di ascoltarvi. Tanto saluto Ignazio Spano che è uno dei componenti fin dalla prima ora di questa associazione, quindi insomma hai visto nascere e crescere un progetto che avete proprio curato con grande amore. Difficile sempre parlare un po' delle origini, no? Quando si deve tornare così lontano nel tempo, però sicuramente è affascinante affrontare il tema. Mi piacerebbe partire da qui. Beh, sicuramente una curiosità, una domanda molto interessante che ci permetterebbe di parlare delle origini delle Launeddas per molto tempo. Ovviamente in sintesi mi piacerebbe ricordare proprio la scoperta nel 1907 di un bronzetto nuragico e rappresentante, a detta del Taramelli e degli altri musicologi che poi se ne sono occupati, un suonatore di Launeddas, diciamo primordiale. Poi, oltre al Taramelli, nello stesso periodo abbiamo gli interventi di Giulio Fara e poi fino all'etnomusicologo danese Andreas Fredrik West Benson, che hanno visto in questo bronzetto effettivamente una traccia di quello che poteva essere la cultura musicale sarda 3000 anni fa. Naturalmente ci sono state osservazioni critiche rispetto a questo punto di vista. Perché? Perché non abbiamo altri elementi cosiddetti storici, tracce scritte o altra documentazione che possa attestare che effettivamente si trattasse di un suonatore di Launeddas. Però va detto questo, che in tutte le culture sicuramente la riproduzione di oggetti di uso quotidiano, vuoi per uso casalingo, per la produzione industriale, artigianale, aveva uno scopo ben preciso, quello di fissare nella memoria l'importanza dell'oggetto riprodotto. Così come mi viene in mente un bellissimo vagoncino, sembra un vagoncino ferroviario, è ugualmente del periodo nuragico, che possiamo trovare al Museo Archeologico di Ozieri. Allora, un vagoncino con tanto di ruote, di aggancio anteriore e posteriore, quindi presupponeva l'esistenza di altri vagoncini o di un mezzo di traino con tanto di coperchio, chiavistelli e così via, sicuramente riproduceva un qualcosa di uso quotidiano, voi per la produzione, voi per la lavorazione, per il trasporto di materiale. Quindi sulla base di questa analogia abbiamo buone speranze di trovare delle tracce storiche che confermino effettivamente l'origine delle Launeddas a circa 3000 anni fa. Ne parlavamo anche prima in un altro e precedente collegamento di come sfogliare queste pagine che ci portano indietro nel tempo. Ci lascia sempre degli interrogativi accesi, ma affondare, continuare ad andare a ricercare tracce del tempo è ciò che rende forse il più affascinante possibile tutto quello che noi abbiamo avuto in dono finora e che ci dà la possibilità di continuare ad insistere. Prima che cosa abbiamo ascoltato e adesso che cosa ci proponete? Abbiamo fatto una processione, un accompagnamento religioso classico a cui ha fatto seguito un brano che solitamente viene suonato durante la messa, una pastorella, e concluso con Isgocius, che è il brano che tradizionalmente viene dedicato a Gesù Cristo, alla Madonna o ai Santi in quasi tutte le feste patronali. Adesso cambiamo registro, nel senso che cambiamo strumento, cambiamo tonalità, passiamo dal Si bemolle al Re
e facciamo due brani caratteristici della tradizione sarda adattati alle launeddas. E allora ascoltiamo l'Associazione Culturale Concordia a Launeddas.
Grazie agli amici che fanno parte di questa associazione culturale Concordia alla Oneda. Se vorrei a questo punto vicino a me invece Ignazio Zucca, che è un altro componente. Oggi abbiamo proprio la parte storica, perché poi nel frattempo ci sono stati altri che si sono aggiunti a voi per rinforzare un po' le fila, no, di un progetto e di un racconto. Vi ascoltavo e mentre mi ascoltavo pensavo a come uno strumento tutto sommato così fragile, formato da semplici canne, abbia attraversato tutto questo tempo. Quindi poi così fragile non è stato, perché perlomeno è stato aiutato dalla forza di chi ha saputo trasferire testimonianza. E poi ascoltavo anche le declinazioni, no? O le applicazioni, se vogliamo dire così, perché ci sono i momenti religiosi e questo strumento accompagna, ci sono i momenti di festa e questo strumento sottolinea. Da te mi piacerebbe sapere qualcosa proprio sull'approccio che voi suonatori avete con lo strumento. C'è una tecnica, c'è tutta una preparazione che poi vi porta ad essere interpreti, ma anche poi parte di un gruppo come quello che voi abitate, quindi anche complici di condivisioni. Certo, indubbiamente sembra uno strumento fragile perché è costruito con le canne, ma molti strumenti antichi, molti strumenti primitivi sono stati costruiti con le canne e si sono mantenuti nel tempo. Diceva Ignazio, il mio amico suonatore, che le launeddas probabilmente hanno un'origine che si perde nel tempo, ma ci sono degli strumenti che hanno un'origine anche precedente rispetto alle launeddas. Anche quelli sono stati fatti con la canna. In tutto il bacino del Mediterraneo le canne crescono spontaneamente, naturalmente, e per le loro caratteristiche si prestano particolarmente a costruire degli strumenti musicali, oltre che essere utilizzate per un'infinità di altre applicazioni. E così nel corso dei millenni sono arrivate fino a noi. Non sappiamo se esattamente come erano in origine, però sicuramente se crediamo anche che il bronzetto rappresenti un suonatore della Oneda, una certa somiglianza è rimasta, anche una notevole somiglianza. Il bronzetto rappresenta una grande importanza per noi suonatori, perché se corrisponde al vero questa ipotesi, perché non c'è niente di scritto, risale il tutto alla preistoria, quindi possiamo solo ipotizzare quello che noi crediamo. Ma volevo passare alla seconda parte della domanda, sul c'è qualche tecnica particolare personale della Oneda. Sì, c'è in effetti, che non è caratteristica solo delle Oneda, come comunemente si crede. È un'abitudine un po' questa dei sardi, pensare che solo noi abbiamo determinate cose, mentre alcune cose che noi abbiamo ereditato dal passato si sono mantenute, li hanno mantenuti anche gli altri popoli. Ci sono anche altri strumenti appunto del Mediterraneo primitivi che si basano sugli stessi principi delle launeddas, in particolare sul modo di soffiarle, quella che viene definita tecnica del fiato continuo o respirazione circolare, perché una delle prime cose che colpisce l'ascoltatore quando sente un suonatore della Oneddas è sentire che il suono non si interrompe, ma continua per decine di minuti. Prima duravano per l'intera durata di un ballo, insomma, e prima i balli duravano anche molto di più di quanto durano adesso. Quindi l'ascoltatore si chiede: ma quando respira questo suonatore? Perché il suono non si interrompe per un lungo tempo. In effetti c'è una tecnica, ripeto, comune alle launeddas, agli strumenti primitivi. Adesso si utilizza anche in strumenti moderni, ci sono anche suonatori di clarinetto, di sassofono, che sono ugualmente degli strumenti ad ancia semplice come le launeddas, che utilizzano questa tecnica, che per le launeddas è fondamentale, è distintiva, è caratteristica dello strumento. Per gli strumenti moderni rappresenta una novità e forse può avere un'importanza dal punto di vista espressivo, per esprimere al meglio delle frasi musicali. Nella launeddas no, questa tecnica permette appunto di suonare a lungo e uno si chiede: sì, ma una delle componenti principali della musica sono le pause.
non c'è una pausa nella musica delle Launeddas, no, c'è anche nelle Launeddas, perché la costruzione dello strumento permette che ci siano dei fori, delle note che suonano sempre quando si soffia lo strumento e continuano a suonare anche mentre tutti gli altri fori sono chiusi dalle dita. Però questo suono spesso si confonde col suono del bordone, del basso, e quindi dà una sensazione che la musica in quel momento abbia avuto una pausa e possa riprendere subito dopo con un'altra frase musicale. Un'altra domanda che ci viene posta spesso è: ma che differenza c'è tra le Launeddas, le cornamuse, le zampogne, eccetera? Questi sono degli strumenti che hanno rappresentato l'evoluzione dello strumento, perché da strumento primitivo costruito solo di canne, con un volume relativamente basso, quindi non è che si possa sentire molto da lontano il suono dello strumento, però per determinati utilizzi è più comodo se lo strumento ha un volume maggiore, quindi si è pensato di introdurre questa sacca, che è la prima cosa che si nota nella zampogna o anche nella cornamusa. La sacca permette di far arrivare l'aria allo strumento con una pressione molto maggiore rispetto a quella che possono sviluppare le guance del suonatore, e quindi il volume di una zampogna o di una cornamusa è decisamente superiore rispetto alle Launeddas. È caratteristico l'utilizzo che hanno fatto anche gli scozzesi delle cornamuse nelle loro battaglie, insomma. I sardi non avrebbero mai potuto usare le Launeddas in battaglia, gli nemici non le avrebbero sentite soltanto loro. Chiaramente poi ci sono tante altre differenze tra i due strumenti, ma sono tutti degli strumenti che sono originati dai primi nuclei sorti nel bacino del Mediterraneo, diciamo. Troveremo modo di tornare su questi argomenti creando anche altre occasioni. E noi adesso continuiamo a suonare. Avete preparato che cosa per noi? Dunque adesso, visto che ci stiamo avvicinando al periodo di Natale, abbiamo pensato di eseguire 2 brani natalizi molto comuni nella tradizione sarda, meno comuni nella tradizione per Launeddas. Sono 2 brani che noi abbiamo rielaborato e quindi li suoniamo comunemente da diversi anni, quindi anche questi stanno entrando ormai nella tradizione per Launeddas. Sono Notte de Gelu e Nasci d'Est, che tutti i sardi conoscono. E quindi ecco l'altra ancora applicazione, cioè anche per queste feste così particolari di fine anno io vi invito già a essere pronti a regalarci queste notte di Natale. Mi viene in mente quello che diceva stamattina Giuseppe Licheri quando ci ha parlato del parco archeologico e naturalistico di Santa Cristina qui a Paoli Latti, no? Cioè di come quel luogo così sacro e avvolto nel silenzio possa essere stato, come lui diceva, teatro anche per questi suoni, per le voci del canto a tenore, per tutto ciò che in qualche modo ha accompagnato davvero il passaggio della storia. Concordia a Launeddas.
E con queste note che ci proiettano verso il Natale ci stiamo avviando proprio alla conclusione anche di questo incontro. Se venite oltre i microfoni ho il piacere di avervi tutti e quattro vicino, anche perché completo il mio giro di presentazioni e anche di saluti con Gianfranco Meloni e Roberto Tangiano. A Gianfranco volevo chiedere una cosa, proprio così come tra le battute finali. Concordia, nella terminologia dei suonatori, che cosa sta a significare, visto che vi siete dati questo nome anche per accompagnare il progetto? E poi così, se si può delineare in qualche battuta lo stato di salute oggi delle Launeddas, come stanno? Allora, suonare a Concordia nella tradizione significa suonare insieme. Ovviamente la concordia tradizionale non è una concordia di 5, 6, 10 suonatori, ma è una concordia a 2. Questa è proprio la concordia più tradizionale. Ma abbiamo tracce storiche anche del passato, dove nelle feste più importanti, proprio per solennizzare l'appuntamento, per solennizzare la festa, venivano chiamati anche più suonatori, ma sono proprio tracce molto rare. La concordia era suonata sempre da 2 suonatori che si conoscevano bene e quindi riuscivano a dialogare e a complementarsi bene con i loro strumenti. Noi abbiamo fatto questo esperimento tantissimi anni fa di voler allargare questa concordia in qualche modo per espandere questi suoni, per sfruttare tutta la gamma melodica che i diversi tipi di concertus potevano avere. Avevamo già notato da allora che era molto suggestivo questo nuovo modo di portare le melodie delle Launeddas e insomma voglio dire in tutti questi anni abbiamo potuto sperimentare quanto il progetto sia stato apprezzato. Mi chiedevi dello stato di salute delle Launeddas. Beh, direi che oggi le Launeddas, dopo un lungo periodo di crisi, possiamo dire che godono davvero di buona salute, non possiamo negarlo, abbiamo tantissimi giovani molto bravi che si sono avvicinati allo strumento, hanno molta passione, quindi diciamo che il futuro siamo praticamente sicuri che è in mani buone, quindi la passione è quella che muove tutto, quella che ha mosso i nostri passi. Senza la passione è molto difficile portare avanti le tradizioni, uno davvero deve sentire, deve portare nel cuore tutto quello che fa, perché altrimenti ci si stanca molto velocemente e tra l'altro tutte le tradizioni sono un po' come le canne esposte al vento, ogni vento la può piegare, la può anche distruggere, voglio dire, hanno una certa fragilità perché purtroppo non sempre supportate anche dalle istituzioni o da chi dovrebbe dare una mano e quindi è sempre la passione che muove tutto e che permette a queste tradizioni meravigliose che vengano proiettate nel futuro. Quindi direi che per il momento le Launeddas stanno vivendo davvero una nuova vita secondo me. Anche grazie a persone come voi che nel tempo hanno saputo affrontare anche i momenti di difficoltà e probabilmente quella semina è servita oggi a godere del raccolto. Roberto, siamo all'interno di questo contesto, una giornata bellissima a Paoli Latino, la mattina più intima e raccolta perché volevamo dedicarla proprio a questo racconto ad alta voce, poi invece ci saranno i suoni, i canti a tenore, ci saranno le formazioni di Paoli Latino che ci raggiungeranno, si ballerà, questo spazio davvero diventerà, diciamo prima, il teatro, sì, delle feste di Sardegna, di queste note che torneranno a inondare. Tu di questa iniziativa sei direttore artistico oltre che conduttore, anche se in questa parte ovviamente hai indossato nuovamente i panni del suonatore e la musica per te ovviamente viene prima di ogni forma, è proprio la tua vita, è sempre stato così. Quindi io non so con cosa vorresti chiudere questa parte, con quale riflessione ad alta voce. Sicuramente con quella che vede la cultura
al primo posto, questa cultura che va alimentata, va sostenuta e, come diceva Gianfranco, va animata anche da una grande passione. Questo evento vuole sottolineare l'importanza della nostra cultura a livello musicale, a livello di patrimonio anche archeologico, perché ci troviamo davvero in un contesto che di archeologia racconta e scrive pagine di storia. Un grazie a Massimo Muscas, a Giuseppe Licheri, che hanno creduto fin da subito a questa iniziativa, ma soprattutto quella cultura attraverso questi suoni, attraverso quelle prospettive che ci vedono protagonisti, deve essere costruita anche attraverso i giovani, perché solo così possiamo garantire un futuro certo. Quindi grazie a chi ha creduto a quest'isola oltre il mare, oltre all'assessorato al turismo, alla Regione Sardegna, a tutte le persone che poi qua sul posto a Paoli Latino hanno dato la possibilità di dar vita a questo evento. Quindi parlo delle associazioni culturali che muoveranno i loro passi tra i suoni e i passaggi di quella tradizione senza fine. E allora l'appuntamento è per le ore 15, riaccenderemo le nostre telecamere, la nostra diretta e poi andremo avanti ad oltranza perché accadranno tante cose belle. Vi aspettiamo dalle ore 15 in diretta su Sardegna Live.